Presidente, ci mettiamo un po' di sale a questa serata. Ieri il governatore, l'ex governatore del Veneto Giancarlo Galan ha incontrato in una villa a Rubano gli amici. Tra l'altro c'era anche Calearo, che insomma fino a qualche mese fa stava dall'altra parte. Ecco, noi l'abbiamo avvicinato e gli abbiamo chiesto un po' che cosa ne pensa di come sta andando la regione. Lo sentiamo assieme. Prego. Non sono più presidente del Veneto e questo in me lascia un buco. C'è un buco nei sentimenti, nella vicinanza. Anche per questo questa sera ho voluto chiamare gli amici, che non sono, come avrete visto, i politici, che peraltro ho invitato tutti, ma sono gli amici, proprio quelli che mi hanno sostenuto e che devono sostenermi anche nel futuro, perché io non ho intenzione di starmene soltanto a Roma e non ho intenzione di rassegnarmi a non essere più il primo partito nel Veneto. Io dico una cosa però, perché al Veneto ci tengo e ai veneti devo tutto. Io vorrei che non si perdessero le buone abitudini. Vedere un Veneto che non fa il bilancio nei tempi ordinari ma ricorre per la prima volta nella sua storia all'esercizio provvisorio non mi piace. Vedere un Veneto che continua a proporre di imporre nuove tasse, la tassa di scopo per il turismo, la tassa per la sanità, non mi piace. Io sono per la riduzione delle tasse, non per l'incremento, e vedo che in Lombardia questo riescono a fare un bilancio e riescono a non mettere nessuna addizionale IRPEF, quindi si può fare. Io non l'ho mai fatto. E il terzo aspetto è quello della sanità, che mi preoccupa, perché si è detto di tutto, si è detto persino che avevo fatto un buco da 1 miliardo, no? Che c'erano gli sprechi. Si è visto che le cifre adesso sono esattamente quelle che avevo detto io, quindi qualcuno dovrebbe come minimo chiedere scusa, e si è visto che con quel deficit fatto strutturalmente si possono benissimo non imporre nuove tasse. Quindi io questo chiedo, che il Veneto sia governato bene, che continui ad essere governato bene, che continui ad essere governato anche con decisione. Glieli manda gli auguri di Natale, magari soprattutto di buon 2011? Glieli mando, ma glieli mando di tutto cuore. Luca Zaia è il mio presidente in questo momento. Io sono qui per aiutarlo, non per mettergli i bastoni fra le ruote o per danneggiarlo. Sono qui per aiutare lui perché voglio aiutare il Veneto, quindi ha tutto il mio appoggio. L'unica cosa che gli chiedo è di governare e di governare bene. Questo dunque Giancarlo Galan ai microfoni di Cristina Catarinicchia. Allora, replichiamo? Ma non c'è nulla da replicare, nel senso che abbiamo un sostenitore in più e questo ci dà felicità. Un sostenitore in più? Sì, direi che il ministro Galan ha detto, sono qui per aiutare e i veneti hanno bisogno dell'aiuto di tutti. Si ferma qui? Guardi, non ho null'altro da replicare. Non siamo in esercizio provvisorio perché non è mai stata fatta la delibera. Non abbiamo applicato nuove tasse, lo sanno anche i sassi, anzi potrei dire qualcos'altro e posso anche dire... Quindi escludiamo un ritorno all'addizionale, alle tasse guardi, ventilate. Siccome anche ci sono delle persone che non sono idiote, i veneti hanno pagato l'addizionale, cioè una tassa per la sanità fino a marzo 2010. È stata tolta prima delle elezioni. 6 mesi prima mi pare, no? Sì. Qualcuno ha detto... Una furbata? No, io dico, è stata tolta prima delle elezioni. I conti della sanità ci sistemavano sempre con questo. Vorrei anche chiedere chi si è accorto di pagare questa tassa, fra l'altro, ma lasciamo perdere. Se non si applica adesso, e non si applica più perché è stata tolta e quindi non siamo in grado di reintrodurla dopo anni che si pagava, ci sarà il Ministero che ci dirà di reintrodurla ad aprile e maggio. Tutto qua. Cioè, questo è un segreto di Pulcinella. Quanto ai conti della sanità non c'è alcuna volontà di cercare scheletri nell'armadio, mi spiace che ci sia questa visione.
Noi abbiamo certificato i conti della sanità da una società di revisione e dai dirigenti regionali che sono gli stessi che erano lì anche prima. Abbiamo pubblicato per la prima volta nella storia un libro bianco nel quale un cittadino legge e vede tutti i numeri della sanità, capisce dove si spende, cosa si spende, eccetera. Abbiamo 1 miliardo e 400 milioni di ammortamenti mai accantonati che adesso dobbiamo far rientrare alle singole ULSS. Punto. C'è altro da dire.